Devo cercare di capire se abbiamo una Premier che scende da Marte e viene sulla Terra, oppure se abbiamo un ologramma anziché una Premier in carne e ossa, visto che parla ormai solo con video autopromozionali. Però ho visto una Meloni veramente irriconoscibile, scollata dalla realtà. Cioè, di fronte ai dati drammatici dell'Istat di oggi, il calo dei consumi sui generi alimentari ormai è certificato anche dai numeri che gli italiani non riescono neppure a fare la spesa alimentare. Lei risponde con i dati dello spread, con le valutazioni delle agenzie di rating. Ma dico, ma sta fuori di testa? Ma cosa spalmano gli italiani sul pane? Lo spread. E scusate, vi interrogo, voi forse siete più esperti. Voi avete capito per quanto riguarda il piano di riarmo, la spesa militare, che cosa ha detto? Che la supercazzola? Ha detto che garantire la sicurezza non è un favore agli Stati Uniti ma un'impedionale. Il 2% arriverà E quindi i miliardi che mancano dove li prende? Lei l'ha capito? Lei ha riferito alla supercazzola che ha detto lei. Ma mi dica, ma dove li prendono? Ci devono dire, si è impegnata con Trump a portare al 2% adesso. Bene, dove prendono i miliardi mancanti dopo che hanno tagliato sanità, scuola, istruzione, lavoro e abbiamo gli stipendi più bassi e noi buttiamo miliardi su miliardi per le armi? Meno male che c'è il Movimento 5 Stelle, permettetemi di dirlo. Oggi all'Europarlamento siamo in opposizione, è passato un nostro emendamento, abbiamo fatto certificare dall'intero Parlamento che quel piano di riarmo che viene approvato senza passare dal libero voto dell'Europarlamento è assolutamente illegittimo. Adesso andiamo alla Corte di Giustizia, la partita si sposta alla Corte di Giustizia. Il piano von der Leyen, un piano folle che disgregherà l'Europa. Grazie.